ci sono indiscrezioni, dicono che l'aiuto dal governo non arriverà, lei che settore ha? L'aiuto del governo c'è già stato con 2.900.000 euro già stanziati. Al governo oggi noi chiediamo, l'ho chiesto io per primo a livello nazionale l'8 di agosto, che dichiari lo stato d'emergenza. Questo ci aiuterebbe ad aiutare i nostri pescatori, visto considerato che pensi solo il 40% delle vongole a livello nazionale viene prodotto dal Veneto e sono 52.000 quintali, l'80% verrà divorato dal granchio blu. Ma notizie in proposito? Non ho nessuna notizia, però so che il tema è attenzionato. Ha parlato di dramma in questo momento? Beh sì, per noi veneti sì, lo è, per noi, per gli emiliano-romagnoli, perché comunque anche in Emilia-Romagna c'è questo problema, per il Friuli Venezia Giulia, ma il granchio blu colonizzerà tutte le nostre coste, visto e considerato che adesso abbiamo ad esempio le femmine di granchio blu che non restano più in laguna ma vanno in mare. Come è stato detto dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia, l'emergenza granchio blu è sempre più pesante per il mondo della pesca. Tragica sta diventando la situazione che riguarda le vongole veraci e le cozze DOP. Marco Dolfin, consigliere regionale, conferma che bisogna intervenire da più fronti e rende noto di un'azienda, la Reti Brenta Impianti SRL, che sembra aver ideato un prototipo di trappola adatta alla cattura del granchio blu, ora in produzione, utile per proteggere vivai e semina. La descrive come una gabbia in acciaio inossidabile che sarà usata in via sperimentale sia a protezione dei vivai che di cattura per i granchi blu. Certamente, anticipa il consigliere, oltre a questa trappola si dovrà intervenire con ammortizzatori sociali per tamponare l'emergenza. Si deve operare su più fronti, si sono già individuati il commercio, l'expo, quello enogastronomico, cosmetico, oltre che le semenze e i mangimi. Tutte strade percorribili, afferma, ma il primo obiettivo deve restare la tutela della pesca e della nostra produzione, che oggi è in serio pericolo. Proprio qui abbiamo delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro già così in vaschetta, già pronto. Sono state messe dei crostini, che è un tipico piatto italiano, e del prezzemolo, che dà un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto.